È morto David Knežević, il 37enne accusato dell'omicidio di Ana Maria Henao, la ricca ereditiera americana di origini colombiane, il cui corpo, sparito, era stato cercato un anno fa anche a Cogolo del Cengio, lungo la vecchia strada del Costo. L'uomo, di origini serbe, con cittadinanza statunitense, era stato arrestato a Miami lo scorso anno a rientro da Belgrado e accusato dal Tribunale della Florida dell'omicidio della donna che dopo 13 anni di matrimonio aveva chiesto e ottenuto la separazione. I violenti contrasti per la spartizione del capitale comune in vista del divorzio avevano fatto fuggire la quarantenne in Spagna a Madrid da un'amica nel dicembre del 2023, ultima data in cui la donna è risultata ancora in vita. Sull'uomo pesavano forti sospetti di un suo coinvolgimento nel rapimento e dell'uccisione dell'ex moglie e della possibilità che si fosse disfatto del corpo in un viaggio in automobile tra Madrid e Belgrado, passando appunto anche nel territorio vicentino. David Knežević è stato ritrovato morto nella sua cella senza che l'intervento dei medici potesse salvargli la vita. Non è stata resa nota la causa del decesso.